Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Vediamo oggi cosa ci riservano le costellazioni in questo giorno di mercoledì 11 marzo 2020 e cosa insomma possiamo ricevere oltre come influssi anche come opportunità o come avvisi riguardo le forze in gioco oggi. Prima di approfondire però questo argomento vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube se ancora non lo avete fatto e ad iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano se ancora non lo avete fatto. Grazie. Dunque questa giornata all'insegna di Mercurio, quale dominatore appunto del giorno di mercoledì, è una giornata con una certa mobilità. Se non siete in condizione di spostarvi, visti il periodo di ristrettezze e diciamo di nuove ordinanze e nuovi comportamenti che giustamente in questi contesti ci sono richiesti, dunque sappiate che comunque è una giornata all'insegna degli scambi. Magari chi non potrà spostarsi fisicamente lo farà comunque contattando, usando i mezzi di comunicazione più che i mezzi di trasporto, ma sono ambiti che comunque risiedono e appartengono alla sfera di Mercurio, dunque oggi molti contatti con le altre persone, probabilmente molti scritti, molti messaggi, molte telefonate, dunque giornata densa sotto questo profilo. Un'altra cosa molto interessante e che può essere vista anche come una manifestazione degli influssi astrali che prendono corpo, per me è sempre molto affascinante vedere come alcune costellazioni, delle quali conosco ovviamente molto bene i loro valori e i loro significati, in effetti quando manifestano i loro influssi in questo teatro della vita sono sempre molto originali e fantasiose. Ad esempio, perché vi dico questo? Perché il quadrato di nascita, vale a dire il quadrato della giornata per appunto l'11 marzo, prevede 8 costellazioni, fra cui le prime due che prendiamo in esame sono la prima e la seconda, vale a dire le prime due costellazioni visitate dalla Luna in questa giornata, Stella Capo e principale costellazione di opposizione. C'è la gatta che si muove. Allora, perché ho fatto tutto questo preambolo? Perché abbiamo Toro e Vergine. Toro quale prima costellazione, Vergine in posizione di opposizione. Dunque, intanto risiedono entrambe nell'elemento terra, hanno dunque una grande spinta di concretezza, oggi più che mai, ma anche robustezza, forza, resistenza. Attenzione però, la cosa curiosa questa Vergine in opposizione, perché può amplificare certe fobie, certe manie, certi atteggiamenti al limite con l'ipocondria, no? Cioè il fatto di avere atteggiamenti compulsivi riguardo la salute, l'eccesso di igiene, la smania di controllo. Oggi, curiosamente, per questo sorridevo un pochino perché prende corpo in un periodo dove effettivamente questa cosa è un po' amplificata, un po' anche esacerbata, no? Dalla situazione che attualmente stiamo vivendo. Dunque sicuramente c'è una spinta in questa direzione e oggi ne percepiremo più che in altri giorni l'influsso potente su di noi. E proseguendo comunque per quel che riguarda le altre costellazioni nella giornata, partiamo dunque forte con l'elemento terra, molta concretezza, certo con qualche piccola fobia, anche con quell'istinto di preservarci che è insito comunque nella costellazione Toro, sempre molto prudente, sempre molto attenta a valutare tutti i vari eventuali rischi. Dunque oggi siamo diciamo un po' allineati come atteggiamento e questo trittico di costellazioni di acqua che segue le prime due e che portano un grande rallentamento, no? Un dilatarsi quasi del tempo e dello scorrere anche delle ore nell'arco della giornata, vediamo appunto
come riceviamo queste energie di lentezza e calma, anche introversione in certi momenti. Ma la giornata finisce con un'accelerata, perché passiamo poi attraverso altre costellazioni, cioè riceviamo l'influsso di altre costellazioni che portano grande movimento mentale, grande dinamismo e forse qualche spesa imprevista, però tutto sommato è una giornata positiva, dunque cogliamo l'occasione per rilassarci, riposarci un po' se possiamo, prendere la vita più serenamente, valutare bene le cose, non facciamoci trascinare da eccessi come dire, appunto di ansia nei confronti di microbi e virus, anche se mi rendo conto che il periodo è quello che è, piuttosto se vogliamo veramente dare una mano al nostro organismo, benissimo l'igiene, purché non diventi un'ossessione, e vitamina C a volontà. Questo sicuramente, se avete qualche difficoltà respiratoria, ovviamente io non sono un medico e non mi sostituisco in nessun modo ai medici, che però devo dire che in questo momento, a parte quelli in prima linea negli ospedali, molti altri si sono defilati, vabbè, lasciamo perdere, so di cose un po' così. Comunque, tolto questo, devo dire che per aiutare anche un po' le vie respiratorie, a sorpresa l'MSM come integratore, sappiate che non fa solo bene alle cartigliagini e alla rigenerazione dei tessuti, a pelle e capelli, a unghie, pelle e capelli, ma fa bene anche alle vie respiratorie perché è un paracortisonico, nel senso che ha le stesse funzioni dei cortisonici, ma non ha le conseguenze sul nostro organismo che hanno i cortisonici. Dunque, MSM. Bene, vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui. Vi ricordo che se non avete ancora fatto l'iscrizione al mio canale, riceverete una multa. Sto scherzando. No, 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 sto scherzando chiaramente, spero sia un piacere per voi, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al mio canale YouTube, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano. Noi ci ritroviamo qui con le previsioni per domani, giovedì 12 marzo. Un grande abbraccio dalla vostra Hilde e a presto.